Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che credo sarà l'ultimo video dell'anno. Oggi è il 9 di dicembre, è appena uscito WordPress 5.6, sto già facendo gli aggiornamenti e infatti lavoriamo già direttamente sulla nuova versione di WordPress. Voi vedrete questo video penso verso fine dicembre, ok? Quindi ne approfitto anche per farvi tanti auguri di buon tutto e ci vediamo con l'anno nuovo che mi sa che mi prendo un po' di vacanza. Allora, detto questo, oggi cosa facciamo? Andiamo a modificare questa occorrenza che molto spesso viene trascurata anche da me in primis, ovvero la modifica del logo di WordPress che troviamo qui, ok? Nella sezione del WP Login per accedere all'admin di WordPress, che possiamo andare a personalizzare con un nostro logo e andare ad inserire anche quello che vogliamo attraverso delle azioni e dei filtri che possiamo aggiungere da file function. Ok, però prima di metterci all'opera, ovviamente mi raccomando di iscrivervi al canale e continuare a seguire tutti i nuovi video. Noi ci vediamo dopo la sigla! Avete fatto? Grazie mille ragazzi. Bene, allora per modificare questo la prima cosa che ovviamente per noi è necessario è andare a caricarci un logo da mettere lì. Allora mi sono preparato un logo di test nei media. Questo logo è grande 500x200, quindi lo andrò a forzare a 2,50% in ottica retina ovviamente, e mi servirà anche ovviamente il link copiato degli appunti per poter andare a caricare questo logo. Allora andiamo subitissimo nel nostro function del sito e andiamo a preparare la funzione login custom. Allora, vediamo un po'. Questa funzione che andiamo a lanciare, function, la possiamo chiamare come ci pare, quindi possiamo chiamarla logo underscore custom, e all'interno di questa andiamo a stampare un echo e andiamo ad iniettare del codice in linea, quindi attraverso il marcatore style, dove possiamo andare a richiamare quello che è lo stile che va a gestire appunto questa dinamica, questa occorrenza. Allora, per sapere qual è lo stile, naturalmente dobbiamo andare a ispezionare l'elemento in questione, quindi lo andiamo a puntare un attimo e scopriamo che questo elemento è un marcatore A che carica un'immagine di background dentro a un H1 di una classe login. Possiamo vedere qui le due versioni anche che vengono caricate e le varie occorrenze. Quindi andiamo a definire quelle che interessa a me modificare nello specifico. Allora, in prima battuta richiamiamo .login h1a, aperta e chiusa parentesi grafa, e andiamo a creare il nostro bel codice. Quindi andiamo a fare un background image, due punti, e andiamo a caricarci attraverso l'URL l'indirizzo di dove si trova la nostra immagine, che ovviamente possiamo recuperare da qui. Allora copiamo l'URL, questo qui, ok, e andiamo ad inserire qua dentro il nostro indirizzo del logo. Salviamo. Adesso andiamo a modificare un'altra serie di occorrenze come il background size, a cui andiamo a dare un valore. Che male che si va senza i suggerimenti. Un valore contain, punto e virgola. Poi definiamo width ed height, abbiamo detto 250 pixel, height abbiamo detto 100 pixel, e poi modifichiamo un po' anche il margin bottom, perché ovviamente il nostro logo non è rotondo come quello di WordPress. Allora, salviamo, dovrà essere scritto tutto giusto, vediamo se è vero, sì, ok, e adesso andiamo ad aggiungere l'azione, quindi add action, e il nostro gancio si chiama login underscore add, virgola, e la nostra funzione si chiama logo underscore custom. Quindi salviamo. Dovrebbe essere tutto corretto, andiamo a ricaricare la nostra paginetta e già così dovrei poter vedere, vedete, il mio bel test logo, fantastico, tutto fatto, che va quindi, se andiamo a ispezionare, vedete, a sostituire quelle che sono le dinamiche originali di WordPress. Come avete visto è semplicissimo. Esiste anche un'altra modalità con cui possiamo fare la stessa cosa, potremmo andare a richiamare non tutte le occorrenze che abbiamo fatto qui direttamente nella funzione, ma potremmo richiamare un foglio di stile esterno che andiamo a crearci ad hoc per poter modificare anche il colore di sfondo, il boxettino, il pulsante, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ci sono un sacco di cose che possiamo andare a fare per migliorare e personalizzare questa dinamica. Rimane però un altro piccolo dettaglio che molto spesso viene trascurato,
risultato, che è questo qui, vedete, se io adesso clicco su text logo, lui mi rimanderà al sito di WordPress, wordpress.org. Io invece voglio che mi rimandi nello specifico al mio sito quando clicco lì, ok? Non il mio sito inteso come simoneballassin.com, anche se adesso andrò ovviamente ad inserire quello, però al sito magari su cui sto lavorando, come se cliccassi qui, per capirci, ok? Quindi la prima cosa che vado a fare ovviamente è recuperare l'indirizzo del mio sito e me lo copio, così poi posso rimandare quello come link, e dobbiamo semplicemente andare ad aggiungere un filtro. Allora andiamo a customizzare pertanto l'indirizzo di destinazione del link del logo con una nuova function che chiameremo questa volta link logo, ok? E qui dentro gli dobbiamo passare la variabile $URL, aperta e chiusa parentesi graffa. Qui andiamo a dirgli return e gli passiamo qua in mezzo l'indirizzo di destinazione. Andiamo a chiudere e ora dobbiamo semplicemente aggiungere un filtro. Add filter. Il nostro gancio per questa cosa si chiama login header URL, virgola, la nostra funzione si chiama link underscore logo. Chiudo, salvo, andiamo a ricaricare la nostra paginetta e teoricamente se vado qui adesso mi rimanda al mio sito. Fantastico, molto bene ragazzi, come avete potuto vedere è tutto perfettamente funzionante e una volta che ci siamo salvati queste funzioni obiettivamente possiamo tranquillamente riutilizzarle in tutti i siti che andiamo a fare. Termino questo video con un ultimo riconoscimento che è da un po' che sto rimandando perché non ho tempo. Allora abbiamo Alberto Fior, Cristian Nencioni, Fabio Certini, Germano Ferraro, Gigi Mauriello, Gloria Liuni, Luca De Piero e Sergio Rugolo che hanno partecipato alla mia piccola sfida sul drop down menu, ok, e mi hanno inviato i loro esercizi. Tra tutti vi voglio far vedere quello di Gloria che si avvicina di più a come l'avrei fatto io. Gloria tra virgolette è una web designer, tengo a precisare, non è che sia improvvisata, e il risultato era ovviamente questo. Bravissima Gloria. Andiamo a vedere velocemente come ha gestito il codice. Allora Gloria giustamente all'interno della lista che doveva già comprendere la lista ha creato un'altra voce, quindi nello specifico la terza voce che andava inserita all'interno della seconda lista che si trova all'interno della prima lista, come è giusto che sia. Nel foglio di stile ha semplicemente rivisto le dinamiche che già erano presenti anche nella lista precedente, che potete vedere tranquillamente qui, andando a riproporre la stessa dinamica ma modificando la nidificazione delle occorrenze che siamo andati a dichiarare per poter portare a casa il risultato. Molto bene anche gli altri, c'è chi ha risolto, chi un po' meno, chi ha trovato altre soluzioni. Questa è quella che si avvicina di più a come l'avrei fatto io, cioè probabilmente io l'avrei fatto e lo faccio esattamente così. Quindi grazie mille Gloria, grazie mille a tutti voi ragazzi per aver partecipato. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time.